Miss Charity è un romanzo che racconta la storia di una ragazza di nome Charity Tidler, che segue le sue idee e le sue passioni, sfidando le convenzioni sociali della sua epoca. Charity ha problemi nel sentirsi libera. Lei, per la società dell'Ottocento, è una donna moderna, bizzarra e guardata con un po' di disprezzo. Ma per noi che leggiamo questo libro oggi è una donna che combatte per realizzare i propri progetti, che non si fa intimidire dalle tendenze e che cerca l'emancipazione femminile. Gli adulti che la circondano non fanno molta attenzione a lei. Per questo motivo si rifugia al terzo piano del suo palazzo, in compagnia della sua servitù. A Charity piacciono gli animali e la scienza e per non morire di noia studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare a allevare i topini nella nursery, veste un coniglietto e disegna incessantemente corvi. Ecco l'inizio della storia di Charity Tidler, ragazzina prima e donna poi, che farà della libertà un principio di vita.